Gli appuntamenti per mercoledì 25 dicembre. Nell'ambito di Santa is Coming to Santa, fino al 6 gennaio è possibile visitare il presepe storico di Frate all'interno della chiesa del convento di Santa Margherita Ligure, in via Luciano Manara, numero 6. Gli orari, dal lunedì al venerdì, sono dalle 15 alle 19, sabato e domenica festivi anche dalle 10 alle 12. Gli appuntamenti in agenda per giovedì 26 dicembre. Anche quest'anno torna il Festival Internazionale di Circo Teatro Circum Navigando, che porterà gli spettacoli di 17 compagnie italiane e straniere nei cortili, nelle piazze e nei teatri di Genova. La manifestazione inizia alle 15:30 da Piazza Raibetta con le performance musicali della Fantomatic Orchestra tra i vicoli del centro storico, per poi spostarsi nelle sale e nei cortili di Palazzo Ducale con le prime nazionali di artisti di fama internazionale. Prenderà vita a Savignone a partire dalle ore 16 il presepe vivente nei Caruggi di Sottonoci. Giunto alla sua terza edizione, il presepe savignonese porta con sé un messaggio sacro che si manifesta attraverso i valori di condivisione, collaborazione ed entusiasmo portati avanti in queste settimane che precedono il Natale da tutta la comunità. Alle 17 all'Auditorium San Francesco di Chiavari l'orchestra Chiavari Classica accompagna i vari solisti nell'esecuzione di alcuni dei brani tratti dalle più importanti opere italiane. Presente anche il coro giovanile Scuola della Voce di Chiavari. Alle 18, sempre nell'ambito del Festival Internazionale di Circo Teatro Circum Navigando, si terrà nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova uno spettacolo di danza circense ispirato al testo Senza di Samuel Beckett. Nell'ambito del progetto SAI 2023-2025 e insieme ad Arcimedia Cooperativa Sociale, il Comune di Albisola Superiore promuove la mini rassegna Sai che Natale. Alle 21:15 al Teatro Don Natale Leone in via Cristoforo Colombo l'ensemble a Pizzico Antonio Vivaldi proporrà il concerto Note sotto l'albero. Gli appuntamenti in agenda per venerdì 27 dicembre alle 11 nella sede di Campagna Amica in via del Campo a Genova si terrà l'inaugurazione della nuova biblioteca dei Boschi Bibò, un progetto di comunità che vuole offrire un luogo di incontro, scambio e crescita collettiva attraverso la condivisione di libri. L'Accademia Teresiana organizza il concerto gospel del coro Holy Art Gospel Choir che si terrà nella chiesa di San Giuseppe a Savona. L'appuntamento è alle ore 21.